Perfetto. Cominciata. Ok. Me la apro qua sul tablet. Sperando di aver abbassato il volume. Ok, dovrebbe essere tutto abbassato. No. Colca. Ok. Adesso è tutto abbassato. Pubblichiamo pure la storia. Ciao Marco, benvenuto. Allora, perdonami un attimo, eh. Ciao Emma Boy. Ciao Riccardo, ciao a tutti ragazzi, perdonatemi un attimo. Faccio al volo la storia da pubblicare su Instagram e ci sono. Giuro che ci sono. Datemi veramente un secondo di tempo. Ciao Mario, perdonatemi, eh. Allora, live il giorno dopo Cagliari Lazio. Ok, eccomi. Ci sono. Come state ragazzi? Tutto bene? Ciao Giovigos, ciao a tutti ragazzi, ciao Riccardo. Ieri una bella Lazio. Ieri più che una bella Lazio direi un orribile Cagliari su cui la Lazio ha camminato. Quello sì. Tanto, ciao anche a te Mario, non so se t'ho salutato. Non vedi Napoli-Milan? No, non è una partita che mi interessa particolarmente, quindi non la vedo. Meno male, ma boy. Oggi Venezia e Spezia hanno perso. Il Cagliari sabato 12 marzo lo scontro diretto con lo Spezia. Bisogna vincere a tutti i costi. Assolutamente sì. Tra l'altro, io non sapevo eh, che il Venezia e lo Spezia avessero perso. Non ero minimamente al corrente. Quindi buon per noi, però bisognerà sfruttare le occasioni. Bisogna sfruttarle perché se no non si va avanti. Eh già, ieri il Cagliari purtroppo non ha giocato. Partita veramente brutta. Ci sta, perché dopo 5 risultati utili consecutivi ci sta a perdere. È sempre il modo in cui si perde che dà molto molto fastidio. Perché il Cagliari ieri non ha giocato e ha mandato un po' in vacca quello che è stato il trascorso delle ultime partite ed è quello che mi dà fastidio. Tanto ciao Leo, un bacione. Oggi sono stato a Marassi, buon pareggio, che ne pensi? Guarda, io la partita non l'ho vista, quindi non ti posso dire proprio nulla a livello di risultato. Il Genoa è una squadra che credo abbia la pareggita acuta, perché se non erro le ha pareggiate tutte da quando è arrivato il nuovo mister. E l'Empoli, diciamo che sta vivendo una fase, tra virgolette, calante rispetto all'inizio di stagione, però sta ampiamente rispettando quello che era l'obiettivo stagionale, ovvero quello della salvezza. Poi tu me lo confermerai, Leo, però credo che l'obiettivo dell'Empoli sia o in maniera più tranquilla o in maniera un po' più all'ultimo secondo, diciamo, l'obiettivo è salvarsi. E per il momento non credo che l'Empoli navighi in acque non così rosee. Buon per voi. Ieri un Cagliari inesistente, Joao si è perso e non segna più, ma il fatto che Joao sia calato non è un problema se davanti hai qualcuno che può mettere una toppa a quello che fa Joao, perché il fatto che Joao non segni non significa
che sia solo lui a fare gol, perché Joao ci sta salvando nelle ultime stagioni, ma il suo ruolo non è quello di fare gol, anzi dovrebbe esse tutto l'opposto. Secondo te quali sono le 7 per le coppe europee? Più o meno quello che ci stanno adesso, senza troppi stravolgimenti secondo me. Come mai non stai facendo più video post partita? Non l'ho fatto per la partita con la Lazio perché non ero a casa. Non ero a casa mia e quindi visto che, con la mia ragazza mi vedo soltanto il fine settimana, ho declinato il post partita e ho deciso di fare direttamente il giorno dopo, che sarà anche una sorta di post partita, semplicemente questo. Venezia 1-4 Sassuolo e Juventus Spezia 1-0 per la Juve. Buono, buono. Molto buono per noi. Non ho mai visto un Cagliari così penoso da inizio anno, ero incredulo. Ieri poi quando si arrivava in aria si perdevano palloni inutili. Ma quel Cagliari di ieri è stato veramente brutto, ma non mi capacito di come abbia giocato male la difesa, perché salvo qualche intervento di Lovato e Goldaniga, gli errori sono stati tutti disarmanti. Su 2 dei 3 gol, perché 2 su dei 3 sono stati su azioni, la difesa si è fatta trovare troppo avanti, troppo allargata, e c'è l'errore grave di Altare sul rigore, perché non riesco a perdonare il fatto che un giocatore in area, per andare a bloccare un pallone, non metta le mani dietro la schiena. Perché se tu non metti le mani dietro la schiena ti danno rigore, aumenti il volume, non ci stanno cazzi. Quello mi ci ha fatto rodere il culo. Come mi ha fatto rodere il culo Marin, se non mi sbaglio, sul gol del 2-0 per come ha perso palla. Si è fatto fare quello che a Roma viene chiamata busta e che in tutto il resto d'Italia è il tunnel. Anche lì male male. La gestione del pallone è stata imbarazzante da parte del Cagliari. Insomma, una partita brutta. Una partita veramente brutta che però, ripeto, è venuta contro un'avversaria giusta, perché se tu andavi a perdere punti, poi magari succederà, famo le corna, con lo Spezia ti rodeva di più il culo. Però averla fatta con la Lazio, con una Lazio che comunque era anche arrabbiata per eliminazione in Europa League e per le varie partite perse all'ultimo secondo in campionato, secondo me ci può anche stare. Un bacione a te Leo. Oddio Mario, non te lo saprei dire perché secondo me se il Cagliari avesse giocato bene, non ti dico che l'avremmo portata a casa, però ci avremmo provato concretamente. Ci avremmo provato concretamente. Ci manca la vittoria da tanto, ma me basterebbe una in 10 partite. Eh beh, ma state tranquilli, quindi prima o poi la vittoria arriverà. Tranquillo, Leo. Ciao Miguel! Anche la Sampdoria ha perso contro l'Udinese, quindi anch'essa è inguaiata nella zona salvezza. Sulla Sampdoria io credo di averlo sempre detto. Se non cambia qualcosa, la Sampdoria è una delle papabili a retrocedere. Non la vedo come una squadra che possa continuare a rimanere in Serie A con questo organico. Ciao Luca, ieri una lezione, meglio ieri che con lo Spezia. Assolutamente, è quello che ho detto anch'io. Ci sta, cioè non ci sta a perdere così, però se devo perdere così, preferisco farlo contro la Lazio che contro lo Spezia, visto che abbiamo anche gli scontri diretti, non, cioè quasi nessuno è favorevole. Quindi va bene così. Abbiamo perso, ora testa a sabato, giochiamo con lo Spezia in trasferta, partita fondamentale, anche perché quanto dista lo Spezia da noi? Andiamo a controllare. Lo Spezia dista da noi un punto. E noi con una vittoria sullo Spezia andremo potenzialmente a recuperare anche la Samp e portarci in 15ª posizione. Non sarebbe male.
Tanto scusate un po' la voce, ma ogni tanto c'ho i raffreddori lampo io. Scusate, eh. Okay. Buonasera Matte, buonasera. Un bacione Matte. Ieri un penoso Deiola, secondo me non c'era il primo rigore, però ognuno esprime il suo pensiero. Secondo me stava togliendo semplicemente il braccio e non l'ha fatto assolutamente apposta. Potrebbe essere anche vero, ma però il regolamento non ammette interpretazioni. Lì hai aumentato il volume del tuo corpo, che tu stavi cercando o meno di togliere il braccio, quello è un altro problema. Tu dovevi stare già con le mani attaccate dietro la schiena. Quello è rigore. Anche perché se fossi stato io al posto della Lazio, okay, e non mi avessero fischiato quel rigore, io mi sarei imbestialito, mi sarei incazzato male, quello era un rigore netto. Purtroppo lì c'è stata un errore da parte di Altare, può capitare, di certo non lo condannerò per questo errore, però mi aspettavo un po' più di prontezza. Tutto lì. Secondo me D'Albert e Lovato non hanno giocato malissimo. Di certo non hanno brillato, forse un po' più Lovato rispetto ad Albert ha giocato bene, ma ieri un po' tutto il Cagliari abbastanza insufficiente. Io toglierei Marin e De Jong a centrocampo e giocherei con 2 giocatori della primavera, perché per me il centrocampo è troppo debole. Invece credo che al momento attuale sia uno dei reparti più forti. Te lo dirò. Secondo me è uno dei reparti più forti. Io ti dico che retrocede il Genoa. Speriamo che non sia il Cagliari, quello è poco ma sicuro, può che sia il Genoa al posto del Cagliari. Però, il Genoa non riesco a capire bene che squadra sia. Faccio fatica a identificarla. Il Cagliari ha 25 punti e il Venezia ha 22. Mi preoccupa che il Venezia deve recuperare contro la Salernitana. Ovviamente il Cagliari deve pensare a se stesso e non alle altre squadre. Assolutamente vero. Assolutamente vero. Buonasera Ale, buonasera. Un bacione pure a te. Io penso che Saltare non era lì e non la toccava sarebbe entrata lo stesso. Probabile. Probabile. Ma Bellanova che si è fatta annullare da un 36enne. Purtroppo la giovane età e il dinamismo non sempre contano per superare un giocatore. Ci sta anche beccare la partita, no? Che io ieri mi aspettavo un qualcosa di più da Bellanova e qualche sgaloppata l'ha fatta, non è stato nemmeno male, però Radu d'esperienza ha saputo annullarlo al meglio. Credo anche che la Lazio la partita l'abbia preparata molto, molto bene e che il Cagliari invece l'abbia fatta molto, molto male, l'abbia preparata. Spero che assieme al Genoa retroceda al Bologna. A me il Bologna, nonostante Mihajlovic, mi rimane una squadra assolutamente indifferente. Se Felipe Anderson giocasse sempre così stavamo in Champions. Ma deve incontrare sempre avversari come noi Felipe Anderson, eh? Poi ha fatto quel cazzo di slalom tra due e lì, pure lì la difesa male male, il terzo gol veramente male male. Ma si può prendere poi un contropiede del genere da calcio d'angolo sul secondo gol, poi il terzo gli hanno fatto fare quello che voleva a Felipe Anderson, esatto, esatto. Appunto, ripeto che è stata proprio una partita, no, che è stata preparata male perché ho visto un Cagliari che aveva una difesa veramente troppo troppo alta, forse pensando che Immobile magari in velocità si sarebbe potuto recuperare tranquillamente con la difesa, senza contare che però comunque la Lazio aveva in campo un giocatore come Felipe Anderson, che se tu gli concedi una prateria, lui ti purga. Quindi, secondo me è stata studiata male, semplicemente quello, è stata preparata male e abbiamo subito il risultato più giusto perché alla fine abbiamo perso meritatamente. Ci sta. E ribadisco, meglio aver perso adesso con la Lazio che sabato prossimo con lo Spezia.
sperando ovviamente che contro lo Spezia si vinca, perché non è detto. Mauro, siamo in 2. Siamo in 2. Prima potevo dare la giustificazione del rientro dalla Coppa d'Africa. Ci sta, rientrerà la Coppa d'Africa, però adesso è quasi un mese probabilmente che è tornato, ha giocato qualche scampolo di partita e poco più. Puntiamo su Keita, che comunque, dotato di velocità, avrebbe potuto far male alla difesa della Lazio. Secondo me. Non lo so perché non stia puntando su Keita. Meglio così, Riccardo. Già un 3-0 è abbastanza ampio come risultato, ci mancava solo un 6-0. Secondo me dovevamo fare la stessa partita dell'andata purché abbiamo cambiato all'andata. Se Cataldi non si dava quel golasso l'avevamo vinta. Anche quello è vero, però c'è da dire che quella partita è stata una partita fondamentale perché è stata la prima di Mazzarri. C'era l'entusiasmo del nuovo mister, c'era l'entusiasmo di cambiare. C'erano diversi fattori che ieri non c'erano e che hanno influito importantemente su quella partita. Oppure fare giocare Lumumbo, ma che a prescindere Lumumbo o non Lumumbo, vedere e far sentire aria nuova, far vedere aria nuova. Tra l'altro, giornata che è andata male anche alla primavera perché dopo 5-6 risultati utili consecutivi anche per loro hanno perso 2-0 contro il Sassuolo. Anche la primavera fermata, piccolo inciampo anche per loro. Ci sta, ma stanno onorando il campionato. Loro lo stanno onorando, assolutamente. A questo punto mi sa che a lottare per non arrivare ai 18esimi saranno Cagliari, Sampdoria, Venezia e Spezia. Sì, sì, ma occhio anche all'Udinese, perché l'Udinese è una squadra strana. Keita sicuro meglio di questo Joao Pedro. Dipende in che senso tu intendi meglio. In che senso? Contro lo Spezia con che modulo giocheresti? Ma sinceramente non mi discosterei dal modulo che sta usando adesso Mazzarri, quindi un 3-5-2 o 3-5-1-1, come lo si vuole intendere. Nonostante non sia un modulo che a me piaccia particolarmente, anzi, io detesto la difesa a 3, però la squadra sta rodando, sta giocando quasi sempre con questo modulo, quindi credo abbia anche poco senso cambiare. Già questo posso essere molto d'accordo con te, Maboy, perché Kurfalidis quando è sceso in campo ha dimostrato di poter giocare in Serie A. Lo ha dimostrato in Coppa Italia contro il Sassuolo e in quello scampolo di partita, non mi ricordo chi, era sceso in campo Kurfalidis, non mi ricordo contro chi, però anche in quel caso aveva dimostrato di poter giocare. Quindi io non capisco perché non farlo giocare. Magari non gli fai fa una partita da titolare, però lo puoi mettere gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, toh. Secondo me ci sta tanto. Dormi, Ricca. Bellanova non si tocca. Il treno Bellanova non si tocca. Giocatore fantastico. Giocatore veramente fantastico. A me come modulo mi piace il 4-3-1-2 o il 4-3-3, però ci vogliono i giocatori. Magari l'anno prossimo. Già il 4-3-3, anche a me piace il 4-3-3, ma il 4-3-3 quello di Zeman.
quello col mediano davanti alla difesa, le 2 mezze ali, le 2 ali ai lati e la punta centrale. Quel 4-3-3 sì. Il 4-3-3 con i 3 centrocampisti in linea non mi piace per niente, però il modulo che mi piace di più in assoluto a me è il 4-2-3-1. Molto, molto moderno, molto dinamico, mi piace. Qui tocchiamo un tasto molto importante. Mo tocchiamo un tasto molto importante, perché il fatto che non si senta l'assenza di Nandez, non so come possa essere interpretato. Voi come lo interpretate il fatto che l'assenza di Nandez non si faccia sentire? Sono curioso di saperlo, perché io non riesco a dargli un'accezione o positiva o negativa. Io proverei Baselli e Pau al posto di Marin e Pereiro. Pau anche ieri non è che abbia fatto chissà che. Quindi io preferirei continuare con Pereiro. Ho paura che la sconfitta di ieri possa far male al morale perché ieri la Lazio ha completamente annullato il nostro gioco. Vero? Però non credo che faccia male al morale perché la Lazio veniva da delle delusioni cocenti sia in campionato che in Europa League, quindi era una squadra affamata che aveva bisogno di vincere e che ha fatto di tutto per farlo. La sconfitta poi credo sia dovuta maggiormente al fatto che il Cagliari è sceso male in campo, ha preparato male la partita e non credo che possa far male al morale una sconfitta con questa Lazio. Sarebbe stata più difficile da digerire se si fosse giocata con un'altra squadra, magari una squadra che come noi lotta per la salvezza. Ma contro questa Lazio non credo ci sia qualche danno morale. O meglio, me lo auguro, me lo auguro. Tu e l'Eccelso potreste fare una raccolta firme per il 4-2-3-1. Sinceramente mi unirei non solo perché odio la difesa a 3, ma tra tutti i moduli questo è quello che mi piace di meno. La Lazio giocando solo il campionato può arrivare in Champions? Assolutamente no. Assolutamente no. Mi dispiace dirtelo così, Riccardo, ma per me la Lazio in Champions non ci va. Tanto scusate, mi soffio un attimo il naso. Cerco di liberare un po' le vie nasali per quello che mi è possibile. Per questo intendevo il 3-5-2 becero e schifoso. Nemmeno a me il 3-5-2 piace. Certo, se il 3-5-2 me lo fa un Conte, mi piace. Però di norma preferirei puntare su altri moduli. Non mi piace per niente la difesa a 3. Faresti lo scambio Aresti-Pepe-Reina? No. No, sinceramente mi tengo Aresti se gli devo fare terzo portiere piuttosto che Pepe-Reina. Appunto, visto che è ritornato titolare Stracoscia dopo che era stato, se non mi sbaglio, pesantemente criticato, eh, vuol dire che anche la Lazio non crede più in Reina, ma è anche logico, credo abbia quasi 40 anni Reina. Mo vado a cercare l'età, ma più o meno stiamo su quelle cifre lì. Quanto c'ha Reina? 39 anni.
Oddio, il 4-2-4 mi ricorda Ventura. 4-2-4 è uno di quei moduli che è difficile secondo me da saper dosare. Perché il 4-2-4 si può leggere tranquillamente anche come 4-4-2 in fase di non possesso, con le due ali d'attacco che vanno a fare gli esterni a centrocampo. Però per fare il 4-2-4 tu ci devi avere cioè ci devi avere dei giocatori con degli attributi così. Perché se prendi dei giocatori che il 4-2-4 non lo sanno fare, perdi tutte le partite. Questo ovviamente con quasi tutti i moduli, ma secondo me col 4-2-4 di più. Col 4-2-4 molto molto di più. E lo scambio Luis Alberto Reiola, ma vabbè, manca a dillo Ale, manca a dillo. Cioè, manca a dillo. Manca a dillo. Manca a dillo. Cioè l'Iniesta di San Gavino non si tocca. Non si tocca. Sì, praticamente sì. Praticamente sì. Mi ricordo che su FIFA 15 c'era un modulo buggatissimo che era il 5-2-3, una cosa esagerata quel cazzo di modulo. Buggato come poche cose al mondo. A proposito, tra l'altro vi ricordo che domani ci doveva essere la live su Twitch, visto che oggi c'è il giorno dopo, però la live su Twitch è stata posticipata a martedì, mentre domani sarò in live sul canale di Solo Mondo Calcio di Tommaso. Quindi mi raccomando, domani tutti in live da lui. Vabbè, ma perché il PSG là davanti c'aveva e c'ha Cristo, la Madonna e i Re Magi. Quindi è l'unico modulo che gli consente di farli giocare tutti insieme, anche se a volte farli giocare tutti contemporaneamente non è che sia la scelta migliore. Certo, magari noi ad averci sti dubbi. Tipo, chi schiero là davanti? Mbappé, Messi o Di Maria? Ah, ma no, c'ho pure i cardi, mannaggia. Tra l'altro io mi prenderei anche l'ultima ruota del carro del Paris Saint-Germain tipo Draxler, che è un giocatore che a me allo Schalke faceva impazzire. Me lo prenderei a mani bassissime. Tra l'altro sta ancora il PSG, lo... Draxler. Andiamo a cercare PSG Draxler. Sì, sta ancora il PSG. Vabbè, ma il Paris Saint-Germain da quando sono arrivati i sceicchi è sempre stato così, eh. Cosa ne pensi dello stadio? Hanno detto che inizieranno i lavori dal 2023. Ho letto qualcosina, ho sentito qualcosina. eh, Sono arrivato al punto che ormai se non vedo non credo. Cioè, nel senso, possono dire, fare conferenze stampa, annunciare, fare proclami, fare vedere i render di quello che potrebbe essere lo stadio del Cagliari, fare quello che vogliono, ma fino a quando non smantellano il Sant'Elia e non vedo la prima pietra posata per il nuovo stadio, per me questo è tutto un pourparlers. Quindi stiamo a vedere i fatti. Ripeto, io ritengo che il capitolo stadio non sia di così primaria importanza per il Cagliari. Poi, se lo faranno, ne possiamo solo giovare. Però bisogna vedere se lo faranno. Io non voglio le parole, voglio i fatti. Allegri era un bravo allenatore, la Juventus lo ha rovinato. Allegri è ancora un bravo allenatore, secondo me. Che giocatore cambieresti per la prossima partita? Sinceramente rispetto a
Rispetto alla partita con la Lazio, probabilmente non credo farei dei cambi. Forse uno a centrocampo, farei riposare Marin e farei partire Baselli titolare. Oppure toglierei De Jong e farei partire Baselli titolare, ma non farei grandissimi stravolgimenti, anzi. Fate prima lo stadio voi che noi, lo tiro, non spendo un soldo. Vabbè, ricca, non mi sa di niente di nuovo. Lo Tito quando spendi i soldi li spende male, quindi figurati. Però non è tanto una questione di fare lo stadio prima voi che noi. Lo stadio è una cosa secondaria, perché per averci uno stadio devi prima averci una squadra come Cristo comanda. Perché solo con lo stadio nuovo non ci fai niente. Che ha risolto il Frosinone da quando ha fatto lo stadio nuovo? Che ha risolto l'Udinese da quando ha fatto lo stadio nuovo? Niente di niente. La solfa non è cambiata. Fanno schifo, ma giocano in uno stadio nuovo. E se devo fa schifo per giocare in uno stadio nuovo, che cazzo ci gioca a fa? Prima migliora la squadra, poi migliori lo stadio. Fattuale come cosa. Esatto, prima migliori la squadra e poi lo stadio. Meglio andare in Europa senza stadio ma con un'ottima rosa invece che andare in Europa con un ottimo stadio ma senza squadra. Eh, certo che se stai senza squadra manco vai in Europa. Se stai senza squadra in Europa non ci vai. Io chiamerei presidente e questo Giugni è tutte parole e niente fatti. E parlo di giocatori e di stadio che venda al più presto. Beh, diciamo che uno dei nomi che si era fatto per l'acquisizione del Cagliari era Usmanov. E adesso come adesso, avere un russo come presidente non credo che la situazione sia il momento storico migliore per avere un russo come presidente. Se ci sono altri acquirenti interessati seriamente alla società, ben venga. Però non è nemmeno tanto il fatto Giulini o non Giulini. Serve una persona, e potrebbe anche essere lo stesso Giulini, anche se ci credo poco, che sappia fare il presidente, quindi rimanere nei suoi limiti senza andare a prevaricare gli altri in ruoli che non gli competono. Questo è quello che deve fare un presidente. Però è la stessa cosa che non ha fatto Giulini fino ad adesso. Se riesce a farlo, ben venga, può rimanere lui. Per me non c'è problema, perché si apre cioè si chiude una porta, si apre un portone, ma tu non sai mai quello che ci trovi dietro. Capito? Frosinone del bidone. L'Udinese prima della Dacia Arena stava in Champions. Vabbè, stava in Champions 10 anni fa, 10-15 anni fa. Oggi il Frosinone ha pareggiato all'84esimo dopo un dominio dell'Ascoli. Frosinone è un po' altalenante. Mi sento male. Ho sentito una notizia che anche il presidente della Fiorentina vuole vendere. Commisso vuole vendere la Fiorentina? Sarebbe assurda come cosa perché ci ha solo rimesso. Non so quanto possa essere vero, però se è vero faccio fatica a comprenderlo perché ci ha solo rimesso allora. Ha speso i soldi a buffo. Allora, non ti dico chi penso salirò dalla Serie B perché non ne ho idea. Ti dico chi spero che salga e come sempre io spero che salgano nuove squadre per dare una ventata d'aria fresca alla Serie A. Quindi ti dico Cremonese, che anche se già stata in A sarebbe una ventata d'aria fresca. Il Pisa, che non credo sia mai stato in A. E boh, ti direi.
Non lo so, devo vedere le squadre. Devo vedere le squadre. Perché non mi ricordo quali sono le squadre che stanno là in alto. Crotone ha pareggiato 0 a z Crotone è sempre più verso la retrocessione. E il Perugia! E il Perugia! Certo, adesso come adesso è tagliato fuori anche dalla zona playoff. Però, bella squadretta il Pisa. Ha fatto almeno 8 o 9 campionati di serie A. Ah, ok. Mea culpa, mea culpa. Pensavo che non l'avesse mai fatto. Allora sarebbe un altro ritorno che a me piacerebbe. Piacerebbe assolutamente. L'Ascoli sta facendo una bella stagione, potrebbe farcela. L'Ascoli era calato un po' perché se non mi sbaglio per un periodo è stato anche in vetta alla classifica. Tra l'altro c'ha quel giocatorino Bidawi, mi pare, no Bidawi, Bidawi, no, Bidawi, mi confondo con Burabia, Burabia è quello del Sassuolo. C'ha quel Bidawi che mica male, oh, mica male. Ce ne stanno di bei giocatorini in Serie B. Il Perugia sta subendo torti arbitrali a non finire. Mi dispiace, mi dispiace. Anche perché è una squadra che ho a cuore. Anche oggi ha segnato. Buon per l'Ascoli allora. Il Livorno ne ha fatti 18-20 campionati insieme. Vabbè, il Livorno, Siena li hanno fatti. Credo che l'Arezzo sicuro non l'ha mai fatto, probabilmente. Il Grosseto non l'ha mai fatto. La, la Massese e la Carrarese non credo abbiano mai fatto in campionato di Serie A. La Lucchese, peggio me sento. E credo siano finite le città toscane. Cosa se sale il Brescia in Serie A di Cellino? Ma sinceramente se sale il Brescia sarei contento per Paiak e Tramoni perché se lo meritano, però mi sarebbe assolutamente indifferente. Più che altro non riesco a digerire il loro mister. Inzaghi è un mister che non mi piace per niente, quindi mi darebbe fastidio per quello, non per altro. Idem per il buon Carter, mi è stato simpatico prima, ma da quando ho conosciuto Carter ancora di più. Beh, eh beh. Io spero un giorno di vedere l'Olbia in Serie A. Ci sta, Marco, ci sta. Per un sardo penso sia normale il voler vedere un'altra squadra sarda in Serie A. Io mi auguro che se l'Olbia dovrà salire in Serie A, lo faccia con le sue gambe e non lo faccia come, tra virgolette, centro di recupero per i giovani giocatori del Cagliari. Perché più o meno è diventato questo l'Olbia, è diventato lo scantinato del Cagliari ed è brutto. Ed è brutto perché stanno rovinando e modificando una squadra, ma non tanto una squadra. Io non so che storia abbia l'Olbia, però facendo così sia l'Olbia stessa che il Cagliari stanno gettando fango su quella che è la storia dell'Olbia, secondo me. Lo stesso principio per cui io non vorrei mai che il Cagliari, per esempio, venisse acquistato dalla Red Bull. Per carità, diventeremmo Red Bull Cagliari, diventeremmo una delle squadre più forti, non lo metto in dubbio, ma del Cagliari non esisterebbe più nulla. Ha segnato Giroud, buon per il Milan allora.
Pure Grossiero sta in Serie A se non la Lucchese è vero cioè è vero la Pistoiese, mo ricordo, mo m'hai fatto venì in mente con la storia de quel giocatore, mo ricordo. È vero, è vero. Però il presidente Lobbia deve darsi una svegliata altrimenti non saliranno mai. Ma il presidente del Lobbia è amico di Giulini, ecco perché succede tutto questo. Riprendo a tifare Milan come quando ero bambino, qualora ciò dovesse accadere. Ma se dovesse accadere ciò, io penso che ne gioverei soltanto del fatto che riuscirei a fare un fantacalcio tranquillo perché non tiferei più nessuna squadra. Cioè, se il Cagliari diventa Red Bull Cagliari, per me il Cagliari cessa di esistere. Anche se probabilmente mi sentirei comunque legato alla Red Bull Cagliari. Vabbè, cose orribili, cose orribili. Il Prato non è mai stato in A neanche in Serie B. No, forse in Serie B sì, il Prato, eh. L'ultimo Ale non lo faccio vedere, non si sa mai. Non si sa mai. Tra l'altro andiamo a vedere, scusate, eh. Facciamo così. Condividiamo lo schermo. Ok, oddio, un inception di schermi. Buonasera Manuel. Oltre 100 anni di storia, non 120, eh. Siamo a 100. Comunque, vediamo se c'è stata qualche notizia, perché no. Vediamo un po'. Si attende il mese di giugno. Mai contatti per la cessione del club. Nessuna cessione, ma aperta all'ingresso di nuovi soci. Non c'è fortunatamente non c'è nessun interesse da parte della Red Bull, fortunatamente. No, ma figurati Ale, solo che non lo posso far vedè, capito? Ciao Nicola, speriamo di fare una grande prestazione con lo Spezia. Un saluto e forza Castello dal New Zealand. Addirittura dalla Nuova Zelanda. Minchia, ma che ore sono in Nuova Zelanda? Scusa, eh. Auckland, orario. Sono le 10 di mattina di lunedì 7 marzo. Bello perché tu tecnicamente mi stai parlando dal futuro. Comunque, assolutamente un abbraccio da parte mia e ho tanta stima per voi, sappiatelo. Per chi è riuscito ad emigrare ho veramente tanta tanta stima. È un qualcosa che io non riuscirei mai a fare. L'avevo letto Ale, che c'era Jeff Bezos che era interessato a comprare, sì, a comprare Amazon, a comprarsi il Napoli. Cosa abbiamo in meno di Napoli e del Napoli? Sicuramente una squadra decente, quello è poco ma sicuro. Anche, diciamo, successi sportivi e poi il seguito, perché comunque il Napoli credo sia, dopo la Juve, la squadra più seguita. Mo' non so qual è, allora, anzi dopo Juve, Inter e Milan. Ehm, lista
Tifoserie italiane. Classifica tifoserie italiane, ecco. E infatti è quarta. La Juve c'ha circa 8/9 milioni di tifosi, l'Inter e il Milan quasi 4 e il Napoli quasi 3. Quindi, tra virgolette, è un investimento sicuro. Io avevo sentito che la Red Bull volesse il Parma, ma probabilmente erano voci di corridoio. Non lo so, io l'avevo sentito anche con il Cagliari, però fortunatamente non ho trovato nessun tipo di riscontro online, quindi meglio così. Certo, mi dispiacerebbe se riuscisse a arrivà comunque in un modo o nell'altro la Red Bull in Italia, perché la ritengo l'ammazza calcio, o meglio l'ammazza società. Predicici il futuro. Dacci qualche nozione dal futuro, Nico. Un giorno di questi arriverò. Tranquillo, Ale. Te la posso dare praticamente quasi come certezza. Non credo questa stagione. Non penso di farcela perché ho controllato anche gli orari delle partite e sono abbastanza ostici per me. Però probabilmente per la prossima stagione una partita me la vengo a vedere in Sardegna. O perlomeno riesco finalmente ad andare in Sardegna. Penso di potercela fare. Il Napoli è superiore anche alla Roma, Ale. Ha più tifosi della Roma il Napoli. Per carità, Ale, poi noi siamo sparsi in tutto il mondo come così gli altre tifoserie, eh. Però non lo so, non lo so. Io spero solo che arrivi un qualcuno che sia capace di fare il presidente o che il presidente attuale incominci a fare il vero presidente. Mi accontenterei di questo. Buonasera, buonasera anche a te. Assolutamente sì, assolutamente sì. Purtroppo gli orari delle partite ho controllato e so un po' una merda. So un po' una merda. Quindi stavo pensando, potrei quest'estate andare a Peio e farmi tipo 2-3 giorni lì a Peio. Ovviamente quando c'è il ritiro il Cagliari. E poi venire anche in Sardegna. Sicuramente meritiamo di meglio. Cazzo, pure il Sassuolo e lo Spezia ci stanno davanti, è deprimente. Lo so, lo so. Quello che ci meritiamo di meglio, quello è palese. Cosa ne pensi di Joao Pedro in generale da quando è a Cagliari? Che è un ottimo giocatore che molte volte ci ha tolto le castagne dal fuoco, ma che a volte ci si aspetta un po' troppo da lui. Lo si carica forse un po' troppo di responsabilità a volte. Cose che è giusto che abbia responsabilità, ma non tutte quelle che gli vengono da Joao. Tipo il fatto che gli si rimproveri di non segnare più nelle ultime partite, non credo sia corretto perché non è mai stato e mai sarà il compito di Joao quello di fare tanti gol. Anzi, il compito di Joao era l'esatto opposto, quello di fare in modo che gli altri potessero fare gol. Ieri un brutto Cagliari, riuscirà la squadra a reagire? Assolutamente sì, perché se abbiamo reagito dopo il girone d'andata, possiamo tranquillamente reagire dopo questa partita. Certo, la batosta è stata abbastanza importante, sia per il risultato che per la prestazione in sé. Però, dopo che il Cagliari è riuscito a reagire dopo quel girone di andata, non vedo perché non debba reagire dopo questa partita.
È fattibilissimo. Giocatore preferito del Cagliari tuo? Al momento attuale ti dico Trenino Raul Bellanova. Al momento attuale. Joao Meravigliao, esatto. Joao, se non sbaglio, ci sta da prima della Serie B. Sì, sì. Joao, se non mi sbaglio, è arrivato a Cagliari nel 2013-2014, l'anno prima della retrocessione. Mo' ti do la conferma. Però dovrebbe essere dal 2013-2014. No, è arrivato l'anno della retrocessione, 2014. È arrivato nel 2014-2015. Quindi è arrivato l'anno della retrocessione. Ieri Mira era allo stadio in Curva Nord, ho sostenuto e tifato la squadra. Bravo Manuel. Però ieri ho visto il Cagliari spento e che non ha giocato. Ho salutato Cranio dal vivo. Ebbene, so comunque esperienze, Manuel. Goditele. Goditele appieno. Sì, sì, Joao ha fatto la B con noi, sì. Tra l'altro segnò quel gol spettacolare, quel tiro rasoterra contro il Trapani. Ancora mo' ricordo, mamma mia che cazzo di gol che ha fatto. Uno dei pochi gol della Serie B che mi ricordo, oltre ai 2 contro la Pro Vercelli all'ultima giornata, il gol del 3-0 di Cerri contro il Bari, il gol di Tejo contro la Salernitana e altri che mi ricordo ma non mi vengono in mente adesso. Cosa ne pensi dell'Ascoli? Penso che se imbrocca bene come aveva fatto nella prima parte di stagione può tornare in A, o tramite playoff o tramite accesso diretto, anche se Lecce e Cremonese le vedo abbastanza sul pezzo. Chi vince il campionato? O il Milan o l'Inter, non te so dì quale delle 2. Probabilmente vedo un passo più avanti l'Inter. Joao è cagliaritano proprio come lo era Conti. Lui ama Cagliari ed il Cagliari e tutti i cagliaritani e sardi amano lui, assolutamente. Secondo me non sarebbe male se Joao restasse, rinnovasse e gli smettiamo di dare tutte le responsabilità. Probabile, ma non è una cosa che dipende dal singolo individuo, cioè ognuno gli dà le responsabilità che ritiene debba avere. Secondo me non ha la responsabilità di dover fare costantemente gol, però è il mio pensiero, il mio personale pensiero, poi ci sta che altri non la pensino così. Lo seguivo il Cagliari in Serie B? Assolutamente sì, non sono mai stato uno che guarda più di tanto la categoria. L'unica cosa che dico sempre è che io seguirò a prescindere il Cagliari. Cioè il Cagliari è la mia squadra, però mi auguro sempre che rimani in un campionato in cui le partite vengano trasmesse. Quella è la mia unica speranza. Possiamo fallire, possiamo retrocedere, possiamo fare quello che ci pare, però basta che le partite del Cagliari vengano trasmesse. Quella è l'unica mia preoccupazione. Ciao padre Pioli, io ragazzi 5 minuti e vado, eh. Secondo te se battiamo lo Spezia saremmo quasi automaticamente salvi? No, no, assolutamente no. Bisogna ancora fare un po' di strada. Secondo te chi è la più forte tra le romane? A livello di organico la Roma, nettamente la Roma. Ciao Seba, come va? Tutto a posto, tutto a posto. Te bello di casa? Tutto a posto? Che ne pensi di Dalbert e Keita? Dalbert è un giocatore abbastanza incostante, ma quando ha la partita giusta tra i piedi può fare molto molto bene, ma quando imbrocca male la partita
diventa controproducente. Keita è un giocatore che, per caratteristiche e per ruolo non credo possa tornare più di tanto utile a questo Cagliari, ma che sta facendo di o meglio, che deve fare di necessità virtù se vuole giocare. Abbiamo acquistato un giocatore che non è una prima punta per farla giocare come tale ed adesso che nemmeno c'è più una prima punta, non trova spazio. Quindi a livello di caratteristiche a me piace, però messo in questo Cagliari un giocatore come Keita ha poco senso. Hai fatto bene, hai fatto bene. Se c'è la Play 4 aggiungimi, così giochiamo online quando mi ricordo di accendere la Play. Vabbè. Cragno lo potevi lascià dai, Cragno lo potevi lascià. Allora, visto non si dovrebbe fa', ma visto che tanto io non me lo ricorderò mai, auguri, te li faccio adesso gli auguri. Tanti, tanti auguri, mi raccomando, festeggia, goditi la giornata, eh. Mazza, c'è qualcuno che se compreresti? Non so chi è il pazzo. Keita è un esterno d'attacco. Il problema è che in un esterno d'attacco, in un centrocampo a 5 è impossibile, perché, farebbe l'esterno di centrocampo. Poi vabbè, l'esterno d'attacco sarebbe l'ala. Il Cagliari con le ali non ci gioca, quindi secondo te per l'anno prossimo ci sono le basi per fare bene se la dirigenza punta su 'sti giovani? Assolutamente sì, però bisogna puntarci concretamente sui giovani. Bisogna puntarci concretamente. La Primavera sta facendo un campionato della Madonna, quindi non capisco perché ci sia sempre quest'ostinazione del non voler concretamente puntare sui giovani. Puntarci, ma in maniera quasi di facciata. Invece bisogna puntarci seriamente. Secondo me la Lazio è più forte, ha un vero progetto. Mourinho non mi piace, è cambiato molto rispetto agli ultimi anni. Io ti parlo del mero organico. A livello di rosa, la Roma la vedo nettamente superiore alla Lazio. Di niente, Marti, di niente. Mo' dopo la vedo. Joao ovviamente lo rinnovo, ma senza pensarci 2 volte. Ma senza proprio pensarci 2 volte. Comunque ragazzi, siamo arrivati praticamente a 1 ora di live. Io vi ricordo che domani sarò in live sul canale di Solo Mondo Calcio di Tommaso, credo ci sarà forse pure l'Eccelso, non ne ho idea. Martedì sarò in live sul mio canale Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione. Rispondo a quest'ultima domanda: come sono le maglie che sponsorizzi come qualità? Cosa cambia da quelle originali? Che non sono originali. Semplicemente questo, sono delle repliche fatte molto, molto bene, si differenziano in alcuni dettagli che molti magari neanche noteranno, tipo qua lo sponsor Isola Artigianato di Sardegna è leggermente più piccolo dell'originale, anche qua no, è qua scusate. Il logo di Arborea è molto più piccolo rispetto a quello che c'è sulla maglia originale, ma sinceramente le differenze sono minime. Il costo è minore, la maglia è praticamente uguale all'originale. Io mi sento di consigliarla anche perché pure il materiale è buono, quindi chi vuole spendere i soldi per comprarsi una maglia del Cagliari, io vi consiglio di andare su KK Goal, solo su KK Goal, perché è il sito dove costano di meno, per prendere la maglia del Cagliari, se la volete prendere. Detto questo, vi mando un bacione e noi ci becchiamo alla prossima. Sempre Forza Cagliari. Buonanotte ragazzi.